Sì, grazie Presidente, assessori, consiglieri. Come consigliere del Movimento 5 Stelle, fin dai primi giorni abbiamo riposto la nostra attenzione sulle problematiche occupazionali della nostra regione. Uno dei settori maggiormente colpiti durante questi anni di crisi è stato senza dubbio il commercio. Abbiamo detto più volte che su questi temi non avremmo anteposto interessi politici, contrapposizioni ideologiche, e con questo spirito abbiamo votato favorevolmente il disegno di legge numero 6, cosiddetto anticrisi. È con questo spirito che abbiamo accettato di ritirare il nostro precedente voto alle Camere per presentarne un secondo firmato da tutti i rappresentanti dei gruppi consigliari, dall'ufficio di presidenza della seconda commissione e dall'assessore Bolzonello stesso. Le due mozioni di fatto sono uguali, abbiamo solo aggiunto nel testo che anche il Partito Democratico e il Popolo della Libertà hanno presentato delle loro proposte di legge in tal senso in Parlamento. Ma veniamo ai motivi che ci hanno spinto a presentare questo voto alle Camere. Il governo Monti nel dicembre 2011 ha varato il cosiddetto decreto Salva Italia, che ha introdotto la liberalizzazione soprannominata selvaggia del commercio, dando la possibilità a ogni negozio di poter stare aperto 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, senza alcun limite. A distanza di quasi 2 anni dalla sua introduzione, tutti gli indici sottolineano come questa iniziativa non abbia creato alcun beneficio per le nostre imprese, né si sia rivelato un valido strumento per aumentare l'occupazione. La liberalizzazione è stata introdotta in più fasi dal 2006 al 2011 fino all'approvazione del decreto Salva Italia appena richiamato, facendo spesso ricorso a decreti leggi. Senza che si rispettasse la volontà popolare espressa con un regolare referendum sul tema, che raggiunse il quorum e che vide 15 milioni e mezzo di italiani, pari al 62,60%, l'11 giugno 1995 dichiararsi contrari alle aperture indiscriminate dei negozi. Valutando le statistiche inerenti al mercato del lavoro della nostra regione, notiamo come tra il 2010 e il 2011, nonostante la crisi, nel comparto ci fosse stato addirittura un aumento degli occupati, che in un anno passarono da 96.500 a 97.900. Mentre nel 2012, anche per effetto della liberalizzazione, il numero degli occupati è crollato di ben 6.000 unità. Trend simile si può riscontrare anche per quanto riguarda le imprese attive nel settore commercio all'ingrosso e al dettaglio. Secondo i dati di Infocamera e Nuove Imprese, dal 2010 al 2011 c'è stato sì un calo di 173 imprese, mentre nel solo anno 2012, quindi dopo le liberalizzazioni, ne abbiamo perse 326. Secondo le ultime stime di Confesercenti, per i soli negozi di abbigliamento, accessori e calzature sono previste ulteriori 200 chiusure nel corso del 2013. Per quanto riguarda le preoccupazioni che questi numeri possano essere ben maggiori in considerazione delle nuove aperture ai centri commerciali previste nella nostra regione, abbiamo già avuto modo di dire la nostra in passato. Come detto, nessuno vuol dare la causa di questi numeri al solo decreto Salva Italia, ma di sicuro l'intervento del governo nazionale non ha portato i frutti sperati. L'aumento di occupazione non c'è stato, le assunzioni previste non sono state sufficienti a contrastare le perdite di lavoro, i consumatori non sono più tutelati di prima, i prezzi non sono calati. L'aspetto sociale è quello più devastante. Le liberalizzazioni del commercio hanno messo in crisi migliaia di piccoli e medi commercianti nel nostro paese, molti purtroppo sono arrivati a compiere gesti estremi, non potendo più sostenere la concorrenza della grande distribuzione organizzata. Questo ha inevitabilmente accelerato quel fenomeno identificato come desertificazione dei centri storici dei nostri comuni, con ripercussioni anche negative per il turismo delle nostre città d'arte. Meglio non è andata agli impiegati del settore. Molti, come abbiamo visto, hanno perso posti di lavoro, altri sono costretti a lavorare con turni massacranti e anche tutte le domeniche e le feste comandate, senza che vi sia la necessaria turnazione nei giorni festivi tra i dipendenti, possibile solo con l'assunzione di nuovo personale, cosa diventata impensabile per gli imprenditori in Italia, soprattutto per i piccoli esercenti che hanno negozi all'interno dei centri commerciali. Oggi il ricatto o così o un altro posto tuo lo troviamo, anche se velato e non scritto, è molto presente nel settore. Basti ricordare che pochi mesi fa, in occasione dell'apertura di un nuovo negozio alle porte di Udine, sono stati presentati ben 3.000 curriculum per una quarantina di posti disponibili. Per questi motivi molti di questi lavoratori non hanno nemmeno il coraggio o la possibilità di protestare per far sentire la propria voce e rivendicare i propri diritti, che non sono solo quelli di non voler lavorare la domenica,
ma sono quelli riconosciuti sia dalla nostra Costituzione sia dai contratti che hanno firmato al momento della loro assunzione. Ci preme sottolineare come, nella passata legislatura, l'azione della Giunta Tondo e del centrodestra in mezzo alle liberalizzazioni sia stata determinata. Recependo anche le istanze del gruppo consigliare della Lega Nord, da sempre contrario alle aperture domenicali indiscriminate, che il 16 gennaio 2012 con la mozione numero 104 chiedeva di non recepire in maniera pilatesca le liberalizzazioni del governo, la Regione FVG Friuli Venezia Giulia ha presentato in data 25 febbraio 2012 il ricorso avanti alla Corte Costituzionale con cui contestava la legittimità dell'articolo 31 del decreto Monti. Lo ha presentato rivendicando la potestà legislativa in materia commerciale, potestà riconosciutagli sia dall'articolo 117 della Costituzione italiana, sia in virtù della nostra specialità e autonomia, prevista dall'articolo 4 della legge costituzionale del 31 gennaio 63. In risposta a questa richiesta, la Corte Costituzionale non ha potuto far altro che sostenere come il decreto Monti non fosse da ritenersi incostituzionale, perché interveniva su una tematica di competenza esclusiva nazionale, ovvero la tutela della concorrenza. Questo però non toglie la possibilità che la norma possa essere rivista o, come da noi con questo atto richiesto, abrogata. Infatti questo è possibile e se ne discute anche a Roma in Parlamento, come prima anticipato. Contrariamente a quanto erroneamente sostiene qualcuno, la liberalizzazione del commercio non è stata introdotta perché ce l'ha chiesto l'Europa o perché è prevista dalla direttiva cosiddetta Bolkestein. Come sostiene la Corte Costituzionale stessa, nella sentenza 299 del 2012, basta una rapida lettura della direttiva per rendersi conto che, fra gli ostacoli vietati o da monitorare, secondo la Bolkestein non sono menzionate le regole interne sui giorni ed orari di apertura degli esercizi commerciali e che è pacifico che il diritto dell'Unione Europea non esclude affatto una ragionevole disciplina degli orari che viene rimessa alla sensibilità e alle esigenze degli Stati membri, in quanto la disciplina degli orari vale allo stesso modo per tutte le imprese. Chi in questi anni ha voluto sostenere il contrario ha sbagliato. Ne è dimostrazione il fatto che in molti paesi europei i negozi sono chiusi la domenica e non sempre su base volontaria, ma anche per le leggi nazionali che glielo impongono. Come ricordato dalla nostra regione in sede di ricorso, in Germania la stessa Costituzione di Weimar sancisce che la domenica e i giorni festivi riconosciuti dallo Stato rimangono protetti come giorni di riposo lavorativo e di elevazione spirituale. Per tutti questi motivi in Parlamento sono state presentate già 3 proposte di legge, una firma dei deputati del Movimento 5 Stelle, una dei deputati del Partito Democratico e una firma del Popolo della Libertà, nonché una proposta di legge di iniziativa popolare corredata da ben 150.000 firme. Tutte e 4 le proposte prevedono la modifica o l'abrogazione dell'articolo 31 del decreto Salva Italia e che siano le regioni a dover legiferare in materia di orari e giorni di apertura. Questa mozione, denominata Voti alle Camere, vuol far sentire con forza la posizione della Regione Friuli Venezia Giulia su questo tema, chiedendo che il Governo e il Parlamento intervengano con la modifica dell'articolo 31 del decreto Salva Italia per rivendicare l'autonomia della nostra Regione in una materia così importante e in un settore economico in cui sono coinvolte il 23% delle nostre imprese attive, così come avveniva fino a 2 anni fa. Questa al momento è l'unica azione politica che come consiglieri regionali possiamo fare. Senza l'abrogazione di questo articolo non possiamo obbligare alcun commerciante a tenere chiuso il proprio negozio la domenica o in certe giornate festive. La nostra regione infatti ha adottato la legge regionale numero 29 nel 2005 che regolamentava gli orari degli esercizi commerciali e le giornate di apertura, così come è stata modificata dalla numero 13 del 20 novembre 2008, cosiddetta legge Ciriani, che all'articolo 29 prevedeva la chiusura domenicale obbligatoria, nonché nelle festività di Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua, di Pasquetta, del 25 aprile, del 1 maggio, 2 giugno, Ferragosto, 1 novembre, Natale e Santo Stefano, con le sole deroghe previste per l'apertura nelle domeniche del mese di dicembre e comunque con un massimo di 25 domeniche durante l'anno. Questo è bene ricordarlo a tutte le persone che sostengono che basta una norma regionale o anche solo un tavolo per regolamentare il settore
in modo da trovare soluzioni per salvaguardare quantomeno la chiusura degli esercizi commerciali nelle feste comandate. Dobbiamo ribadire che questa norma c'è già, anzi è una legge regionale, ma fintanto che sarà in vigore l'articolo 31 del decreto Salva Italia non avrà alcuna possibilità di essere attuata, né alcun senso modificarla, perché ogni aggiustamento comunque non avrebbe alcun valore. Come gruppo consigliare riteniamo altresì che la sola abrogazione del decreto Monti non sia sufficiente a risolvere i problemi del commercio della nostra regione, che come già in altre occasioni abbiamo avuto modo di sottolineare, va rivisto anche per quanto riguarda la normativa sugli insediamenti degli esercizi commerciali, per contrastarne il proliferare indiscriminato. Questo sempre perché l'Europa stessa ritiene opportuno intervenire qualora la liberalizzazione vada ad intaccare motivi imperativi di interesse generale. Tutelare, secondo noi, migliaia di posti di lavoro e la loro qualità è un validissimo motivo di interesse generale. Ecco perché riteniamo necessario e urgente un intervento di questo Consiglio regionale e una presa di posizione forte volta a richiedere ciò che 1 anno e mezzo fa ci è stato tolto dal Governo, ovvero la potestà legislativa in materia commerciale. Grazie. Grazie, consigliere Serri. Sì, grazie Presidente. Come primo firmatario della mozione non posso che accogliere favorevolmente tutte le istanze venute dal Consiglio. Siamo come gruppo consigliare molto contenti sia di aver proposto con forza questo tema e sia della risposta che tutte le forze politiche hanno voluto dare, innanzitutto firmando con noi questa mozione e, a quanto abbiamo sentito, anche dichiarandosi pronte a sostenerla e a votarla. Ovviamente ci auguriamo che questo serva anche alla Giunta e alla Presidente per fare ancora più pressione, ove possibile, sui nostri parlamentari, sul Governo, affinché questa potestà ritorni in capo alla nostra Regione quanto prima, perché qui non è solo questione di porre l'attenzione su un problema, ma è questione di risolvere un problema che in questo momento abbiamo. Colgo favorevolmente anche le parole dell'assessore Bolzonello, che auspica che sarà la seconda commissione delle attività produttive a trattare un'eventuale regolamentazione anche con tutte le forze e con i soggetti interessati. Vi ringrazio. Grazie.